benvenuti su Basilico Channel. Oggi realizzeremo una ricetta davvero squisita. Si tratta di un dolcino al pistacchio che vi porterà in Sicilia. Andiamo a vedere come farlo. Ovviamente useremo una pasta al pistacchio davvero squisita e del pistacchio di Bronte, quindi siciliano 100%. Andiamo a realizzare la base di questo dolcino, che sarà, per capirci, un budino al pistacchio, squisitissimo e semplicissimo da fare a casa. Poi lo refrigeriamo, facciamo la classica glassa della cassata siciliana, quella spettacolare, e poi andiamo a decorare. Il tutto ovviamente in modo semplice e in pochi minuti. Buona visione, se ancora non l'hai fatto iscriviti, mi raccomando seguimi anche su Instagram e se non l'hai ancora fatto aziona anche la campana. Adesso la ricetta. Bene, così abbiamo 30 g di amido di mais, 40 g di zucchero, 250 g di panna fresca e poi metteremo 80 fino a 100 g di pasta di pistacchio e la vanillina. Quindi 30 g di amido che andiamo a riporre in questo frullatore, perché metteremo anche lo zucchero, la vanillina, semplicemente questi sono 8 grammi, e poi aggiungiamo la panna. Così in questo modo faremo un composto omogeneo, senza anche andare a schizzare in giro col classico frullatore, perché adesso metteremo il coperchio. Dopo aggiungiamo quello che è il sapore principale di questa base per questo dolcetto davvero squisito. Quindi andiamo a frullare tutto insieme e creiamo questo composto liscio, lucido e profumatissimo. Vedete, anche con questa base si potrebbe realizzare un gelato, però noi facciamo invece questo dolcino davvero squisito che prenderà ancora di più croccantezza e forma grazie all'ottima glassa che metteremo. Quindi mettiamo adesso la crema di pistacchio o la pasta di pistacchio. Insomma, ne serviranno 80 grammi. Questo è il pistacchio di Bronte, e soprattutto profumatissimo e delizioso, e darà sicuramente quel sapore di dolce siciliano squisito. Bene, tra l'altro si potrebbe anche aggiungere la cannella, ma non la mettiamo perché poi dobbiamo cuocere questo budino e quindi evitiamo di appesantire il sapore e soprattutto di togliere il sapore al pistacchio. Quindi soltanto la base di pistacchio. Vi ricordo che questa base di pistacchio è zuccherata, per capirci è come la Nutella, ma ovviamente ha il sapore squisito del pistacchio. Quindi adesso andiamo a passare il nostro composto, che vedete è perfettamente liscio e liquido, anche un po' denso, ma è perfetto per quello che ci serve. Capirete dopo il perché vi dico questo. Così vedete, puliamo per bene questa ciotola e adesso accendiamo la fiamma. Ci vorranno circa 2-3 minuti. Ovviamente se voi lo fate a fiamma lenta ci vorrà qualche minuto in più. Io l'ho fatto a fiamma diretta, anche se in realtà è sempre meglio farlo a fiamma lenta, con calma, ma io vado sempre un po' di fretta nelle cose perché devo spiegare tantissime cose. Così passati 3-4 minuti siamo a questo punto e adesso vedete che incomincia a raddensarsi. È vero che la fiamma, se è più forte, prevede anche più lavoro fisico, perché poi infatti alla fine dovrò un attimino lavorarlo bene con la frusta e comporterà quei 10-15 secondi di estrema forza per fare proprio montare l'insieme e per evitare soprattutto che si possano formare grumi. Questo composto noi lo facciamo raddensare abbastanza, quindi deve essere corposo come una crema pasticcera, per capirci, altrimenti dopo possiamo rischiare che questo composto non sia molto non prenda la forma che vogliamo dargli, cioè quella nello stampino di silicone che andremo a usare dopo. Così vedete, ci siamo quasi. Intanto iscrivetevi, lasciate un like o se avete una domanda fate un commento, e così ci siamo, vedete, perché quando si incomincia a raddensare sotto è il momento di azionare per bene la frusta. Sapete, vedete, ecco qui nella parte di sotto si spegne il fuoco, anche se di per sé ancora la crema non ha tutta la corposità,
ha una parte liquida sopra e una densa sotto. Questo significa che lo stesso il punto di cottura è arrivato, è finito, e quindi adesso quello che vi dicevo appunto servirà ad andare a girare per bene. Ovviamente ho usato una panna fresca, vedete qui ci vuole un po' di forza, e questa panna fresca, quella tranquillamente qui della zona, mi sembra che sia oltre il 40% di grasso. Allora, poi prendiamo questo stampino di silicone, che questo stampino è adatto per fare piccoli cioccolatini, tortini, e ci aiuteremo anche sia con questa spatola ma anche con un leccapentole che adesso prendo. Ovviamente dobbiamo accurare di riempire bene questi stampini, altrimenti non riusciremo a fare questa forma a mezza luna. Ovviamente dovete dopo aspettare almeno un 3-4 ore perché dovrà raddensare per bene, ma in ogni caso questo dolce va servito almeno il giorno dopo, perché si sa benissimo che queste consistenze, questo budino e anche la glassa prenderanno forma solo se rimangono per diverse ore dentro il frigo. Così vedete tutto pulito. Adesso metteremo la pellicola e possiamo riporlo nel frigorifero, quindi almeno 4 ore, anche se la quantità non è tantissima, quindi va a raffreddare in circa mezz'ora, 40 minuti, ma lasciamolo in modo che possa prendere anche consistenza. Vedete, uno l'ho assaggiato strada facendo e adesso li riponiamo in questa base dove andremo a mettere la glassa. Come vi dirò alla fine del video, la glassa io ho preferito comprarla già pronta perché in realtà la glassa costa pochissimo, ci sono qui queste confezioni da circa 60-70 ml di glassa che sono comodissime e costano davvero 70-80 centesimi, non ne vale la pena. Ma ovviamente voi a casa la potete fare con lo zucchero a velo. La classica ricetta è quella: 2 cucchiai di zucchero a velo, un cucchiaio di latte fresco o di panna, e poi bisogna lavorarlo per bene. Facendo la glassa a mano allungherete anche i tempi perché poi si vada, diciamo, a creare la consistenza ideale di questo dolce. Quindi adesso mettiamo la glassa. Come vi dicevo, questa glassa è squisita, ottima, l'ho usata diverse volte ed è una glassa allo zucchero, però che ha anche il sapore di vaniglia. Quindi se voi la fate, eventualmente la vaniglia si può aggiungere, ma deve essere zucchero vanigliato, non potete mettere la vaniglia nera, altrimenti cambierà forma il vostro dolce. Si potrebbe anche glassare con la cioccolata, ma in questo caso che vogliamo realizzare questo dolce, e soprattutto anche poi praticamente verso la fine capiremo che stiamo realizzando come una cassata siciliana piccola, e possiamo chiamarla anche una rivisitazione della cassata siciliana, perché all'interno, mettendo la panna fresca e il pistacchio, ci sono i componenti. Ovviamente la ricotta porterebbe un buon sapore, ma con questo tipo di preparazione si andrebbe a eliminare il sapore della ricotta, perché una volta che viene di nuovo cotta è difficile da mantenere questo sapore. Dovremmo eventualmente creare una mousse con la ricotta per ispirarci ancora di più a quella che è l'idea della cassata siciliana, ma vi assicuro che alla fine questo dolce ha tutti gli ingredienti e i sapori per riportarvi in Sicilia anche da casa vostra. Quindi è veramente un dolcetto facile, squisito, che potete anche proporre ai vostri amici, ma soprattutto se siete appassionati siciliani a casa lo potete fare e soprattutto lo potete gustare insieme agli altri. Bene, vedete, la glassa ci vorrà un po' di tempo, in questo caso riconosco che potevo essere anche un po' più accorto, però va benissimo così. Lasciamo anche il tocco artigianale, semplice, diciamo l'effetto della nonna del dolce. Adesso lo dobbiamo riporre nel frigo e anche in questo caso dovremo aspettare. Ovviamente la glassa dovrà addensarsi, quindi ci servirà del tempo, quantomeno 1 ora e mezza, 2 ore. Ecco qui, trascorso questo momento, la glassa adesso è diventata veramente dura. Va bene, questa, come vi ho detto, è la glassa che ho comprato. Se voi fate la glassa a mano dovete eventualmente aspettare qualche mezz'ora in più se ancora non si è indurita. Bene, riponiamo adesso questi dolcetti squisiti in questo altro piatto e metteremo poi
il tocco finale. Vedete? Molto semplice. Ovviamente dobbiamo stare attenti a non rompere la glassa, la parte superiore. Questo lavoro doveva essere fatto come si deve, magari sopra una rete o una griglia, tipica dei pasticceri, ma non sicuramente tipica per noi che cuciniamo a casa. Bene, mettiamo la ciliegina. Ecco, ci vuole la ciliegina sopra il dolcetto. Le ciliegine semplicissime candite, queste porteranno un ottimo sapore, perché vi ricordo che il pistacchio è di per sé quell'agrodolce che deve essere vinto dalla dolcezza sia della ciliegina che della glassa. Bene, una volta fatto questo abbiamo completato la nostra ricetta e quindi mi raccomando, provatela anche voi. Se volete mandatemi le foto su Instagram, c'è anche la pagina Basilico Channel. E buon appetito a tutti, buon divertimento, vi porto in Sicilia con questo dolcetto. E così avete visto, abbiamo unito tutti i componenti. La glassa eventualmente, se la potete realizzare voi a casa, è semplicissimo, basterà usare dello zucchero a velo con del latte o della panna. Ovviamente io ho realizzato questa ricetta con una glassa già pronta per vari fattori, soprattutto di tempo, che vi consiglio anche a voi di usare, perché in realtà una glassa, una busta di glassa da 70-80 grammi costa sotto €1, il che non vale comprare zucchero a velo e latte o panna. E tra l'altro poi se si sbagliano le quantità molte volte si rischia di fare sempre tantissima glassa che poi non serve a niente, quindi assolutamente la glassa, quella già pronta, va benissimo. Grazie a tutti, ci rivediamo su Basilico Channel e vi ricordo che le ricette partiranno sempre il giovedì e il sabato, e un saluto da Basilico Channel e vi ricordo che Basilico Channel è il profumo della buona cucina. Ciao!